Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Prima di incominciare la catechesi vorrei salutare un gruppo di coppie che è lì al fine, che celebrano il 50° di matrimonio. Quello sì che è il vino buono della famiglia. La vostra è una testimonianza che gli sposi novelli, che la saluterò dopo, e i giovani devono imparare. È una bella testimonianza. Grazie per la vostra testimonianza. Dopo aver commentato alcune parole della misericordia, oggi ci soffermiamo sul primo dei miracoli di Gesù, che l'Evangelista Giovanni chiama segni, perché Gesù non li fece per suscitare meraviglia, ma per rivelare l'amore del Padre. Il primo di questi segni prodigiosi è raccontato proprio da Giovanni e si compie a Cana di Galilea. Si tratta di una sorta di portale d'ingresso in cui sono scolpite parole ed espressioni che illuminano l'intero mistero di Cristo e aprono il cuore dei discepoli alla fede. Vediamone alcune. Nell'introduzione troviamo l'espressione Gesù con i suoi discepoli. Coloro che Gesù ha chiamato a seguirlo li ha legati a sé in una comunità e ora, come un'unica famiglia, sono invitati tutti alle nozze. Dando avvio al suo ministero pubblico nelle nozze di Cana, Gesù si manifesta come lo sposo del popolo di Dio, annunciato dai profeti, e ci rivela la profondità della relazione che ci unisce a Lui. È una nuova alleanza di amore. Cosa c'è a fondamento della nostra fede? Un atto di misericordia con cui Gesù ci ha legati a sé. E la vita cristiana è la risposta a questo amore. È come la storia di due innamorati. Dio e l'uomo si incontrano, si cercano, si trovano, si celebrano e si amano, proprio come l'amato e l'amata nel Cantico dei Cantici. Tutto il resto viene come conseguenza di questa relazione. La Chiesa è la famiglia di Gesù in cui si riversa il suo amore. È questo amore che la Chiesa custodisce e vuole donare a tutti. Nel contesto dell'alleanza si comprende anche l'osservazione della Madonna: non hanno vino, ma com'è possibile celebrare le nozze e fare festa se manca quello che i profeti indicavano come un elemento tipico del banchetto messianico? L'acqua è necessaria per vivere, ma il vino esprime l'abbondanza del banchetto e la gioia della festa. È una festa di nozze nella quale manca il vino, ma i novelli sposi fanno vergogna, passano vergogna e si vergognano di questo
Ma immaginatevi voi finire la festa di nozze bevendo tè. Sarebbe una vergogna. Il vino è necessario per la festa. Trasformando il vino in vino l'acqua delle anfore utilizzate per la purificazione rituale dei giudei, Gesù compie un segno eloquente, trasforma la legge di Mosè in Vangelo portatore di gioia. Come dice altrove lo stesso Giovanni, la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Le parole che Maria rivolge ai servitori vengono a coronare il quadro sponsale di Cana. Qualsiasi cosa vi dica, fatela. È curioso, sono le ultime sue parole riportate dai Vangeli. Sono la sua eredità che consegna a tutti noi. Anche oggi la Madonna a tutti noi ci dice: qualsiasi cosa vi dica, Gesù vi dica, fatela. È l'eredità che ci ha lasciato, è bello. Si tratta di un'espressione che richiama la formula di fede utilizzata dal popolo di Israele al Sinai in risposta alle promesse dell'Alleanza. Quanto il Signore ha detto, noi lo faremmo. E in effetti a Cana i servitori ubbidiscono. Gesù disse loro: riempite d'acqua le anfore, e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Ed essi gliene portarono. In queste nozze davvero viene stipulata una nuova alleanza e ai servitori del Signore, cioè a tutta la Chiesa, è affidata la nuova missione. Qualsiasi cosa vi dica, fatela. Servire il Signore significa ascoltare e mettere in pratica la sua parola. È la raccomandazione semplice ma essenziale della Madre di Gesù ed è il programma di vita del cristiano. Per ognuno di noi attingere dall'anfora equivale ad affidarsi alla parola di Dio per sperimentare la sua efficacia nella vita. Allora, insieme al capo del banchete che ha assaggiato l'acqua diventata vino, anche noi possiamo esclamare: tu hai tenuto da parte il vino buono finora. Sì, il Signore continua a riservare quel vino buono per la nostra salvezza, così come continua a sgorgare dal costato trafitto del Signore. La conclusione del racconto suona come una sentenza. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Le nozze di Cana sono molto più che il semplice racconto del primo miracolo di Gesù. Come uno scrigno, egli custodisce il segreto della sua persona e lo scopo della sua venuta. L'atteso sposo dà avvio alle nozze che si compiono nel mistero pasquale. In queste nozze lega a sé i suoi discepoli con una alleanza nuova e definitiva. A Cana i discepoli di Gesù diventano la sua famiglia e a Cana nasce la fede della Chiesa. A quelle nozze
tutti noi siamo invitati, perché il vino nuovo non viene più a mancare. Grazie.